Ben ritrovati dalla redazione. Pioggia intensa sulla fascia orientale della regione, da 40 a 160 mm sulla fascia orientale, 120-150 mm sulle prealpi Giulie, nelle valli del Torre e nelle valli del Natisone, 114 mm a Lucinico Gorizia. Si segnalano allagamenti a Gradisca, Savogna, Sagrado, Mariano del Friuli, dove sono stati coinvolti anche la scuola e l'asilo. È stato chiuso il guado di Nimis, lo precisa un'allerta regionale che annuncia nuove piogge anche intense e bora forte. Si sono alzati i livelli idrometrici nei corsi d'acqua del bacino dell'Isonzo. Dai filati per uso industriale alle pizze surgelate, la crisi esplosa nell'azienda tessile Tirso di Trieste potrebbe trovare il suo cavaliere bianco nella Roncandin, impresa pordenonese di successo che produce su larga scala pizza surgelata di qualità. Il nome rimbalza a margine del tavolo di crisi convocato dalla regione Friuli Venezia Giulia per fare chiarezza sulle intenzioni di Film Made, che ha già comunicato ai sindacati la decisione di non far ripartire la produzione nell'impianto con sede alle Noghere. Trieste, ancora furti in casa, questa volta nel rione di San Giovanni, in un appartamento in via di Timignano, dove è stata sottratta una refurtiva per oltre 5.000 euro. I ladri hanno fatto irruzione forzando la porta blindata dell'ingresso e la vittima, nel rientrare a casa, si è accorta della mancanza dei contanti che custodiva in diverse stanze. Il fatto è stato denunciato alla Polizia di Stato, che sta indagando sull'episodio con l'ausilio della Polizia Scientifica. Anche una settimana fa i ladri hanno colpito nel rione di San Giovanni, rubando 2 computer della piscina di via San Cilino. I vigili del fuoco del comando di Gorizia sono stati impegnati con svariati interventi dovuti alla forte pioggia che si è abbattuta sul territorio di competenza. Una decina di interventi già portati a termine dai pompieri isontini, che operano con tutte le squadre disponibili, mentre sono una ventina quelli in corso o in attesa di assegnazione di una squadra. La zona più colpita è quella del centro di Gorizia, dove quasi la totalità delle richieste per allagamenti scantinati e abitazioni. Un'occhiata alle previsioni meteorologiche. A questo punto cielo in prevalenza coperto, con probabili piogge sparse deboli o moderate, intense nella seconda parte della giornata, in montagna probabili nevicate anche abbondanti ad alta quota, in serate in calo fino a 1600 metri circa, fino a 1200 metri circa sul Tarvisiano. Sulla costa e sulle zone orientali, bora da moderata a sostenuta, forte nel pomeriggio, specie a Trieste, dove in serata sarà anche molto forte, con raffiche probabilmente oltre i 100 km/h. Temperature minime in pianura fra 10 e 13 e sulla costa fra 12 e 15 gradi, le temperature massime ovunque fra 14 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.